149 immigrati, tra i quali 40 bambini di varia età e 19 donne, sono sbarcati durante la notte a Bianco. I migranti sono arrivati a bordo di una barca a motore e hanno riferito di essere partiti dalla Turchia e di essere di nazionalità turca, siriana e alcuni di etnia curda. Lo sbarco è stato scoperto durante la notte da polizia, carabinieri e finanzieri che hanno notato alcuni gruppetti di immigrati per strada. Due persone, Cesare ed Emilio Gualtieri, rispettivamente padre e figlio di 42 e 19 anni, sono stati arrestati nella notte scorsa da carabinieri di Lamezia Terme con l'accusa di tentata estorsione e lesioni personali ai danni di un noto imprenditore del luogo. L'operazione dei militari è scattata dopo che il Tribunale di Lamezia Terme, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei Gualtieri, appartenenti ad una famiglia in cui alcuni membri sono indiziati di reati di mafia. La scorsa notte l'automobile di Carmine Antonio Vasovino, sindaco di Scandale, è stata data alle fiamme. Ignoti intorno alle 4 del mattino sono entrati nel giardino ed hanno incendiato l'autovettura parcheggiata nel recinto, una Ford Focus andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Vasovino è stato eletto nel maggio scorso con la lista civica Scandale Democratica vicino al PD. Solennità di San Matteo questa mattina nelle province calabresi per celebrare il santo patrono della Guardia di Finanza. Nel capoluogo di regione Monsignor Raffaele Facciolo, vicario generale dell'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace, ha officiato secondo tradizione nel Duomo di Catanzaro la messa solenne. Alla celebrazione eucaristica concelebrata dal cappellano militare della Guardia di Finanza Don Pierpaolo Oddo ha partecipato un folto numero di militari del corpo che operano nel capoluogo. La celebrazione liturgica si è sviluppata intorno al tema della vocazione.